A passeggio tra i pescivendoli di Rialto, la candidata governatrice Alessandra Moretti ascolta le lamentele dei piccoli commercianti della zona. Gran parte della colpa per la crisi del settore, secondo la candidata PD, è naturalmente della giunta regionale. La Regione in questi anni non ha tutelato i piccoli commercianti, le piccole botteghe storiche, ha consentito ai grandi centri commerciali di crescere ovunque e questo ha determinato la desertificazione e lo spopolamento dei centri urbani. La soluzione però, assicura Moretti, è già pronta, basta votare PD il prossimo 31 giugno. Io ho in mente un grande piano di rigenerazione urbano, grande sostegno anche economico per chi vuole abbellire la propria bottega e poi un concetto su tutti: non tutte le botteghe devono aprire per forza se non tutelano la qualità dei prodotti. Basta, promette Alessandra, col proliferare di punti vendita di gondolini di plastico, cineserie in finto vetro di Murano. A Venezia vanno venduti i prodotti dell'artigianato locale. Venezia ovviamente è una meta prestigiosa, ci devono essere quindi botteghe di qualità, vanno tutelati soprattutto i commercianti e gli artigiani che vendono prodotti di qualità e un pensiero va rivolto anche ai veneziani, quindi non soltanto esercizi commerciali per i turisti ma anche per i residenti. Ma i commercianti sono solo l'ultimo anello di una filiera dell'artigianato veneto che la candidata democratica intende rivitalizzare con una serie di provvedimenti. Noi istituiremo un fondo con cui daremo il 33% a fondo perduto del finanziamento richiesto da un artigiano, da una piccola impresa per migliorare il proprio prodotto, per valorizzare il prodotto e per creare ovviamente anche un marketing per la promozione di questo prodotto. Uno sguardo ovviamente rivolto anche nei confronti dei giovani che vorranno lanciarsi in attività commerciali proprie.